questo convegno ha dedicato i suoi giorni soprattutto al versante della previsione e della prevenzione. Noi abbiamo sempre pensato da allora che protezione civile è soprattutto e innanzitutto poterci organizzare per evitare di soccorrere, cioè potersi organizzare perché il soccorso non diventi più necessario, o perché abbiamo preparato il territorio a non offendere la popolazione attraverso una politica attenta del territorio, o perché abbiamo preparato le nostre residenze, le strutture a resistere e quindi attraverso una riduzione di vulnerabilità significativa. Credo che questa è la grande sfida della protezione civile, che non deve certo trascurare l'organizzazione del sistema di soccorso, ma che deve sognare e auspicare e operare perché in prospettiva questa organizzazione diventi sempre meno importante. Noi dobbiamo essere in grado di sviluppare sempre di più la previsione e la prevenzione. E il convegno, caro Barberi, noi in quei giorni qui in Friuli, tu ricordi, ci furono i primi contatti con la comunità scientifica e la volontà non di interloquire a distanza con la comunità scientifica, ma di avere dentro il sistema di protezione civile la comunità scientifica, non quindi con un rapporto occasionale, ma con un rapporto organico legato anche a una sinergia fra il sistema di previsione e prevenzione e il sistema di emergenza, che è l'insieme dell'attività di protezione civile. Quindi io voglio dirvi grazie. Vi dico grazie, caro Presidente Illy, che ha organizzato questo convegno, perché ha avuto l'amabilità e l'attenzione nei confronti di un momento e di un'occasione che poteva essere liquidata solo come un momento celebrativo. L'aver voluto fare anche un convegno, farne un fatto propositivo, mettere in campo l'impegno per il domani e non solo guardare indietro, ma capire, certo, dobbiamo guardarci indietro, ma sarebbe grave se guardassimo indietro solo per piangere, consolarci e ricordare. Dobbiamo ricordare, certo, abbiamo il dovere anche di piangere chi abbiamo perduto, ma guai se questa grande lezione non fosse il seme per il futuro di un Paese che deve dedicare il massimo dell'impegno alla garanzia e alla salvezza dei suoi cittadini. Certo, il ricordo di chi ha operato, vedo qui, caro Morcone, la presenza del vertice dell'amministrazione che guida il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Vede, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è un elemento centrale del sistema di protezione civile. E ricordo che il comandante del battaglione del Genio della Germania federale, il giorno che lasciò il Friuli, al campo Moretti, dove si era la base del comando dei Vigili del Fuoco venuti in Friuli, mi disse: io invidio una cosa all'Italia, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e me riempì tutti di orgoglio e di soddisfazione perché si era lavorato insieme per tanti giorni. E il Corpo dei Vigili del Fuoco è un corpo che ha una grande professionalità, ma anche una grande passione civile. Gli uomini del Corpo dei Vigili hanno una grande passione civile e una grande attenzione umana. C'era sul muro vicino al municipio di Gemona una scritta col carboncino che io vidi nei primi giorni girando nelle zone colpite. La scritta diceva: i vigili del fuoco hanno visto, i vigili del fuoco hanno pianto, ed era firmata uno per tutti i vigili del fuoco. Un corpo che vive a contatto quotidiano col dolore, con la sofferenza e con le disgrazie, ha sempre però, e deve avere sempre,
la forza di commuoversi, di soffrire, di partecipare, di non accettare mai il proprio lavoro come una routine, ma di vederlo sempre come una grande sfida al servizio degli altri. Ecco quindi che io vi ringrazio per avermi dato questa occasione di essere qui quest'oggi, in questi giorni del ricordo del 30 anni. 30 anni sono tanti, ma in 30 anni, lo dirò anche a Bertolaso, si è costruita un grande sistema di protezione civile nel nostro Paese. Certo, dobbiamo vedere anche i traguardi avanti e vedere le difficoltà che abbiamo. C'è una difficoltà. Oggi abbiamo ricordato l'Armata Nazionale, ma noi abbiamo perso la coscrizione obbligatoria e dobbiamo far leva su altre forze per bilanciare problemi che sono anche problemi di quantità. Le grandi operazioni di emergenza, ce lo ricorda l'emergenza del Friuli, fu anche una grande operazione che ci portò a affrontare problemi di dimensione dell'intervento. Bisogna essere a Gemona, ma anche nell'ultima frazione di Taipana. Non si può trascurare nessuno, nessuna vita può essere messa in pericolo dal fatto che non abbiamo uomini e forze di soccorso sufficienti. Quello che è successo nel sud degli Stati Uniti, a New Orleans, ha messo in evidenza come la mancanza di forza sufficiente possa essere drammatica in una gran operazione di soccorso che coinvolge dimensioni notevoli del territorio di un paese. E allora qui c'è un altro campo di lavoro della protezione civile, ecco perché non ci si ferma mai, che è quello di avere forze sufficienti per bilanciare quelle che la riforma ci ha fatto perdere in termini di quantità. Guadagniamo in termini di qualità, ma abbiamo una riduzione di forze in termini di quantità. Ecco, questo per esempio è uno degli obiettivi e delle sfide. So che le regioni stanno lavorando molto attivamente con dei rapporti con organizzazioni del volontariato. Questa è un'altra delle cose importanti. Quindi la previsione e la prevenzione, ma non dimentichiamo che un appuntamento di grandi dimensioni e grandi eventi può essere sempre di fronte a noi. Qualcuno mi dice: ma tu sei pessimista in protezione civile? Essere ottimisti è un peccato. In protezione civile essere pessimisti è una forma di prudenza e ci obbliga a sviluppare tutti gli sforzi per avere una macchina adeguata alla sfida. Grazie quindi a tutti. In questa sala un giorno io venni per ricevere dall'Università di Udine, che avevamo costruito proprio a seguito del terremoto, la laurea honoris causa in ingegneria. Franco Marti, devo dirti che mi sono sentito un po' parte della comunità scientifica, anche se io non vengo da quella esperienza. E devo dirvi che ho provato allora una commozione vera e profonda. Caro Presidente Illy, ho detto ieri che io invidio al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia la grande qualità della sua classe dirigente. Lo ripeto questa mattina. Con una classe dirigente così, una regione può andare lontano. Ora la parola al vice capo dipartimento della protezione civile e figlio del prefetto Domenico Spaziante di allora, Vincenzo Spaziante. Buongiorno a tutti. Non è la prima volta che capita di parlare in un'occasione pubblica dopo l'onorevole Zamberletti su temi e occasioni diverse di protezione civile,
e ogni volta mi trovo in questa posizione imbarazzante, perché mi sembra che ormai tutto quello che c'era da dire sia stato detto, e detto anche con una lucidità, con una completezza, con una capacità di analisi, di riflessione, come raramente capita quando si parla di protezione civile. Se non fosse per l'autorevolezza, la stima, la considerazione, l'affetto, l'amicizia delle persone che devono parlare dopo, potremmo dire che chi ha acquistato il biglietto per partecipare a questa iniziativa già è soddisfatto del prezzo che ha pagato, perché sicuramente le parole dell'onorevole Zamberletti costituiscono una somma dei problemi, una ricostruzione della storia di protezione civile, una ricostruzione degli eventi dell'epoca compiuta. Quindi è molto difficile parlare dopo di lui. Ed è ancora più difficile perché forse per la prima volta sento l'esigenza di correggere